territorio del Sulcis che della Sardegna o italiani intendono provare l'esperienza di vivere un weekend lungo con Gianluca e Massimiliano De Serio sotto la loro regia per interpretare questo territorio meraviglioso, e da questa esperienza verranno tratti 3 corti e questi corti saranno poi materiale promozionale della provincia. Quindi è un'esperienza innovativa, particolare, che merita essere presentata. Adesso la presenterà Massimiliano meglio ancora di me nella parte tecnica, perché riteniamo che uno dei punti di forza di questa provincia sia proprio l'essere un territorio d'autore. Il Presidente e l'assessore poi vi racconteranno come si stanno attivando poi a livello tecnico e fattivo perché questo territorio venga fruito dai turisti quest'anno. Abbiamo poi, vi do anche i nomi, l'assessore Marinella Grosso, il Presidente Salvatore Cherchi e abbiamo Giuseppe Messina che rappresenta gli operatori locali. Quindi è un territorio che si sta organizzando perché quello che così filosoficamente diciamo autore diventi poi fruibile dai turisti che raggiungono il territorio. Passo la parola a Massimiliano. Buongiorno a tutti, grazie Angela, grazie naturalmente alla Sardegna, diciamo, alle istituzioni che hanno voluto così accoglierci. È la prima volta che noi andiamo in questo territorio e siamo curiosi, nel senso non siamo mai andati e andremo per fare un sopralluogo la settimana prossima e ci piace l'idea di poter innanzitutto noi scoprire per quei pochi giorni in cui sarà possibile fare questo sopralluogo la realtà e le bellezze della zona. Nello stesso tempo ci piace l'idea di poter attivare con una collettività con un gruppo di ragazzi che sono o aspiranti registi o che sono già diciamo, attivi nel campo del documentario soprattutto, un gruppo di lavoro che possa in qualche modo confrontarsi con il territorio e con la comunità. Infatti crediamo che innanzitutto fare cinema in generale è un lavoro che presuppone una collettività, è un lavoro di gruppo, non soltanto perché io e mio fratello lavoriamo insieme, siamo un piccolo collettivo, però proprio perché bisogna misurarsi con un gruppo di persone che lavorano con noi e poi naturalmente con chi viene ripreso quando si tratta di un documentario e poi con il pubblico. Qui la sfida è doppiamente più ardua perché si tratta di realizzare in poco tempo alcuni video che siano anche di promozione del territorio. Ecco, la sfida è quella proprio di far condividere, diciamo così, in questo risultato, da una parte la promozione di un territorio che offre tanto a un possibile turista e dall'altra però fare anche un lavoro di comunità, un lavoro con la comunità e che sappia in qualche modo anche analizzare alcuni aspetti di questo territorio, che non sia soltanto una vetrina, no? Dove poter far vedere, soprattutto che sia qualcosa di didatticamente utile per chi partecipa, non soltanto per chi fruisce di questo lavoro. Ecco che quindi abbiamo deciso di strutturare insieme naturalmente con la commissione, diciamo così, che ci è stata data, abbiamo deciso di strutturare il lavoro in 2 gruppi, siamo in 2 quindi ci verrà abbastanza semplice, in 2 gruppi che possano in qualche modo i primi 2 giorni cercare le storie. Naturalmente noi daremo un indirizzo perché avremo in qualche modo con questo sopralluogo che facciamo la settimana prossima avuto la possibilità di prima noi scoprire qualcosa, però l'idea un po', anche se il tempo è breve, è quella di lasciare spazio all'improvvisazione, alla sorpresa che la vita spesso di fronte alla camera ci mette a disposizione. Ecco che quindi il lavoro, noi siamo abituati, abbiamo fatto diversi workshop non in Sardegna che sono sempre in relazione con il territorio, però la cosa interessante che abbiamo scoperto man mano che ci addentravamo in queste nuove avventure era proprio quella di trovare sempre un approccio diverso, con persone diverse che con noi lavoravano e poi con un territorio che di volta in volta era naturalmente differente, e questo ha condizionato molto il metodo utilizzato di ripresa, di indagine documentaria e anche di lavoro collettivo. Siamo sicuri che anche questa volta la Sardegna e il Sulcis ci offriranno questi nuovi spunti. Ecco che quindi
l'idea è quella proprio anche di farsi un po' trasportare dalle persone che lavoreranno con noi, che noi sceglieremo insieme a una commissione fatta appunto da Francesco Giaivia e da Carlo Cagnasso, che lavoreranno con noi, e poi alla fine, quando i ragazzi avranno scelto queste storie e le avranno con noi girate, staremo l'ultimo giorno, faremo un montaggio, diciamo così, collettivo, sempre in maniera didattica anche, con i ragazzi stessi, e poi staremo ancora 2 giorni con il montatore, io e mio fratello e il montatore, per rifinire i montaggi, e poi avremo un periodo di post-produzione probabilmente a Torino, in cui naturalmente cercheremo di confezionare il tutto e darlo a disposizione della comunità stessa. Quindi ringrazio nuovamente gli enti locali che ci hanno ospitato e Angela che ci ha proposto questo workshop. Grazie. A chi lascio la parola? Bene, quindi